Che cosa vi contestano i carabinieri dei NAS di Udine? Sì, buonasera. Innanzitutto mi occupo della parte un po' così normativa rispetto alle norme che determinano il campo dell'accoglienza e rispetto a ciò che ci hanno, diciamo, contestato. Innanzitutto non ho potuto produrre, no, le mie controdeduzioni in fase di verbalizzazione ed è stato messo a verbale che avrei voluto farle ma non ho potuto. Ma ho trovato abbastanza pretestuose certe così segnalazioni, diciamo tra virgolette, rispetto a elementi che giudico abbastanza così leggeri, qualche mobile rotto, dei cassetti, qualche piccola traccia di muffa, piuttosto che un letto che secondo loro non doveva esserci lì perché non conforme, eccetera. Quindi cose assolutamente normali all'interno di una struttura di accoglienza, laddove vi siano dei danni. Noi ci siamo sempre così attrezzati e organizzati per rimediare, sostituire, eccetera. Teniamo conto che abbiamo a che fare con persone di provenienza diversa rispetto a etnie diverse che insomma non hanno tante volte una cultura del rispetto delle cose a cui va insegnato, e siamo qua apposta per fare questo e effettivamente il verbale che abbiamo poi ricevuto e che io ho firmato in seconda battuta rispetto al primo riporta essenzialmente punti, ripeto, abbastanza leggeri, non moltissimi, che riguardano essenzialmente questi mobili difettati, piuttosto che un letto che secondo loro non doveva esserci, una lampadina, scusate, fulminata e una plafoniera messa di traverso, insomma cose che credo che anche in un'abitazione così di persone, di famiglie che abitano a Udine o anche nella mia stessa, insomma, possono accadere. Quindi credo che la struttura sia assolutamente conforme, abitabile e dal punto di vista della sostenibilità abitativa assolutamente adeguata per gli ospiti che abbiamo in carico.